Questo è un momento di grande collaborazione tra amministrazioni pubbliche, una integrazione di servizi per facilitare e semplificare la vita al cittadino. Insomma, un polo multifunzionale in cui si trova gran parte dei servizi che il cittadino dovrebbe avere bisogno, non so, l'INPS, l'Agenzia, la Guardia di Finanza, il giudice di pace, insomma veramente una bella iniziativa. Dovrebbe potersi replicare su tutto il territorio nazionale. Qui troverà spazio anche il centro per l'impiego, quindi una maggiore collaborazione e vicinanza tra chi cerca lavoro, il reddito di cittadinanza e i servizi erogati dall'INPS. Esattamente, questo è quello che dicevamo poco fa proprio col sindaco di Chiavari, è il servizio integrato, cioè il cittadino al centro, i servizi attorno al cittadino e anche dover andare da uffici dove spesso bisogna effettivamente necessariamente andare, diversi, l'INPS o il centro per l'impiego, l'agenzia, però all'interno di uno stesso luogo diventa molto funzionale. Attivo già da qualche mese, oggi l'inaugurazione ufficiale, che momento è questo per la collettività e per l'INPS? Ma per noi è molto importante perché la politica che noi facciamo è quella di poter fornire dei servizi ai cittadini unificati in un'unica struttura. È molto più facile ovviamente poter venire in un posto e avere diciamo una quantità maggiore di servizi senza doversi spostare. Oltretutto Chiavari è per noi un punto di riferimento fondamentale per il Levante Ligure, in quanto raccoglie veramente un bacino di utenza importante. A me piace parlare di questo palazzo come del palazzo del per e del cittadino, perché in un'unica sede hanno opportunità di risolvere e di affrontare le problematiche relative all'Agenzia delle Entrate in senso lato e quindi catasto, per cui anche le visure catastali, ed anche servizi della conservatoria, nonché i pagamenti, ahimè, ma che bisogna fare, con Agenzia Entrate e Riscossione.